Oggi l'Italia dei Valori ha incontrato il Capo dello Stato. Anche noi siamo stati chiamati da lui, come lo sono stati gli altri gruppi politici, e abbiamo così potuto capire un po' meglio che sta succedendo. Ve la voglio raccontare. Sapete, la questione è la legge elettorale. 1.200.000 cittadini avevano e hanno e chiedono ancora che si possa al più presto fare una nuova legge elettorale che consenta ai cittadini di scegliere chi mandare in Parlamento e soprattutto chi mandare a casa. Sapete, la Corte Costituzionale ha bocciato questa richiesta di referendum. Sul piano formale non possiamo che prenderne atto. Ne siamo davvero rammaricati, dispiaciuti, anche contrariati, perché viva il Dio, in un paese che ha tanto bisogno di democrazia, il momento che c'è la possibilità di farlo, un atto di democrazia diretta, quale il referendum, mi pare che bisognerebbe cercare il modo di assecondare questa voglia, questa volontà popolare, sia una cosa più giusta, però ne prendiamo atto. Credo che anche il Capo dello Stato debba averne preso atto con molta riflessione, tant'è che il merito dell'istanza dei cittadini non vuole lasciarlo abbandonato. Sta cioè incontrando i partiti per sapere se la sentono o no di passare dalle parole ai fatti e in Parlamento di fare una nuova legge elettorale. Ecco, a noi siamo stati chiamati per questo e noi gli abbiamo detto, certo che ci sentiamo pronti a fare una nuova legge elettorale, però, signor Presidente della Repubblica, dica ai Presidenti di Camera e Senato, quando relazionerà su queste sue audizioni, dica che non basta fare una legge elettorale. Pure Calderone ne ha fatto uno e poi l'ha chiamato Porcellum. Bisogna che questa nuova legge elettorale ridia un po' di parola ai cittadini. Bisogna cioè che in Parlamento ci possano andare persone che siano espressione dei cittadini e soprattutto che i cittadini, prima di poter votare, quindi prima di poter scegliere, sappiano a quale governo devono affidare le sorti del loro paese, nome e cognome, qual è la coalizione che appoggia questo governo, qual è il programma che deve poi portare avanti questo governo, perché questa idea che sento dire, che sentiamo dire, che leggiamo anche in questi giorni, si ritorni al proporzionale, è un'idea furbesca e truffaldina, perché cosa vuol dire? Vuol dire che ogni partito va per sé, ognuno prende i voti dal suo elettorato che ha fiducia in lui. Dopodiché se lo va a vendere nelle segrete stanze delle segreterie di partito, con questo o con quell'altro partito, per vedere chi dei due, chi dei tre, chi dei quattro partiti è disposto a fare coalizione, ma il programma ne risentirà, perché se io vado a chiedere agli elettori, per favore, votami perché la prima cosa che farò e rimetterò il falso in bilancio. E quell'altro va e dice agli elettori, votami perché la prima cosa che farò è toglierò il falso in bilancio. E poi se ci mettiamo insieme, a uno dei due elettori abbiamo preso in giro, perché o lo facciamo o non lo facciamo. Allora, questo abbiamo chiesto al Capo dello Stato e questo vorremmo che anche voi ci aiutate a portare avanti questa nostra battaglia. Cioè, innanzitutto, una eticità nell'individuazione dei candidati. Abbiamo detto al Capo dello Stato, glielo dica, mandi un messaggio al Parlamento, glielo dica al Parlamento, che mettesse una regoletta, i condannati non vanno candidati. Cioè deve esserci un divieto di candidatura per le persone condannate, definitive. Quelle sotto processo non devono poter svolgere incarico di governo, non possono fare i ministri sottosegretari. La mattina stanno a Palazzo Chigi, magari, e il pomeriggio vanno
in aula di tribunale. Non ha senso, non è credibile il nostro paese. Poi stabiliamo delle incompatibilità. Quando uno va in Parlamento, è che faccia il parlamentare, non può fare l'avvocato il parlamentare, non può fare il commercialista il parlamentare, non può fare il direttore sanitario di una clinica il parlamentare, perché poi non si capisce mai se fa le leggi per sé o le leggi per il paese. Anzi, si capisce proprio, se le fa sempre per sé, benedetto il Signore. Ecco. Allora, queste sono le cose che noi vorremmo portare avanti. Una legge elettorale al più presto e, lasciatemelo dire, fatta la legge elettorale. Vorrei ricordare a me stesso, a voi, e vorrei che voi ricordaste un po' a tutti, Presidente della Repubblica compreso, Presidente del Consiglio compreso, ma il governo tecnico dell'emergenza non si doveva occupare soltanto di 2 o 3 decreti leggi d'emergenza per far quadrare i conti in Europa, e poi non è un'emergenza ridare pure la parola ai cittadini? Bene, allora mentre Monti finisce il suo lavoro, ci auguriamo meglio del primo decreto legge, che è stato un disastro, il Parlamento si mette ad approvare questa legge elettorale e poi si torna alle urne, perché così si usa in democrazia.